Buongiorno e ben ritrovati con una nuova edizione del TG Flash. È tornato in carcere il minore accusato dello stupro a Palermo. La pena è stata aggravata per il suo comportamento. Mentre era in comunità utilizzava i social e si vantava con le sue ammiratrici di quanto compiuto. Arrestato un uomo di 48 anni originario di Palermo, accusato di aver commesso abusi sul ragazzo di 13 anni. I genitori del minore hanno presentato la denuncia. Indagini in corso per determinare se ci sono altre giovani vittime legate all'uomo. Lampedusa sono arrivati 329 migranti a partire da mezzanotte. In totale i barchini giunti sono 9. La maggior parte di loro sono di nazionalità tunisina, indiana, malese e sudanese. Si registrano più di 1000 arrivi in meno di 48 ore. Senza autorizzazione e con scarse condizioni igienico-sanitarie sono state chiuse 3 case di riposo a Pachino e Scicli, multe per oltre 12.000 euro ai proprietari. Spiagge Pulite, la regione siciliana conferisce premi in denaro alle località costiere che lo scorso anno hanno avuto il riconoscimento per essere stati attenti all'educazione ambientale e alle persone con disabilità. Per questa edizione è tutto, il prossimo appuntamento questa sera alle ore 19:30. Arrivederci!